Andiamo in Friuli, a Pordenone, nella sede centrale, vediamo se troviamo Giovanni Del Ben, lo troviamo, medico forense, a lui la parola. Grazie e ben trovati. Nel centro direzionale, che a Pordenone chiamiamo Bronx, si vede ancora una targa, quello che adesso la regia ci fa vedere. Si chiamava USL numero 11 di Pordenone e poi insieme a San Vito, Maniago, Spilimbergo e a Sacile sono messi insieme. Nel 1995 è nata l'azienda sanitaria numero 6 del Friuli Occidentale. E sia l'USL 11 che l'azienda numero 6, quando sono nate, avevano insieme l'ospedale e il territorio in un modo complementare e integrato. Le aziende invece solo ospedaliere, quelle di serie A, erano quelle che avevano le alte specialità e la facoltà di medicina. Così in Friuli abbiamo avuto Udine e Trieste con 1.200.000 abitanti, mentre nel Veneto anche loro hanno avuto due, Padova e Verona, con 5 milioni di abitanti. Ad ogni modo Pordenone e Gorizia Monfalcone avevano i loro ospedali, però classificati come di serie B perché solo di rilievo regionale. Né gli ospedali di Pordenone né quello di Gorizia e Monfalcone potevano crescere perché il loro bacino di utenza era limitato dalla numerosità della popolazione, e poi cardiochirurgia, neurochirurgia, trauma center, malattie infettive erano collocate a Trieste e a Udine e perché avevano il loro ruolo di riferimento nazionale. Nel futuro prossimo ci sarà ancora un cambiamento. Si dice che le aziende sanitarie territoriali delle 6 attuali diventeranno 3, la Triestino-Isontina, quella della provincia di Udine e il Friuli Occidentale. Le aziende ospedaliere universitarie rimarranno 2, quelle di serie A, Trieste e Udine, quest'ultima con il riferimento per le altre specialità per tutto il Friuli, perché l'ospedale grande di 900 posti letto è stato pensato apposta per essere questo grande riferimento ed è stato fatto rapidamente dentro il sito dell'attuale ospedale di Udine. Negli enti di rilievo nazionale rimarranno i 2 IRCS, il Burlo e il CRO. Alla fine il modulo che adotterà la sanità regionale ragionevolmente sarà il 322, la cui somma dà il numero 7, come il Settebello. All'appello manca l'azienda ospedaliera di Pordenone, con i suoi ospedali riuniti. Vediamo adesso nell'immagine che nella Ubertosa Comina l'azienda ospedaliera di Pordenone non c'è. Al di là del sarcasmo, grazie per l'immagine, l'unico modo per fare presto, che è anche bene l'ospedale di Pordenone, che serve per Pordenone, è di migliorare quello che c'è, realizzando i progetti già approvati in via Montreale 24, l'attuale foto. E poi, come chicca finale, si sta parlando anche di un nuovo assessore alla sanità. Nella storia della regione Friuli Venezia Giulia, nessun assessore alla sanità è mai stato rieletto. Avanti il prossimo. Bene, ci sarà qualcuno che già fa gli scongiuri, grazie a Giovanni Del Ben, medico forense.